Riviviamo insieme i riti della Settimana Santa, un itinerario spirituale denso di appuntamenti, dalle processioni fino a Sincontru, dai gozos alle confraternite. Per una settimana la Sardegna si immerge in atmosfere intrise di intenso misticismo, profonda spiritualità e solenne contemplazione, le atmosfere de Sakida Santa. Come ogni anno si rinnovano i riti della Settimana Santa, tante comunità si animano unite nella devozione caratteristica identitaria di una popolazione depositaria di una storia millenaria. Nell'isola è possibile percorrere un itinerario spirituale, momento di incontro tra fedeli e visitatori, attraverso vari centri dove scoprire vere e proprie tavolozze di fede e colore. Un momento di passione e devozione che accomuna tanti centri della Sardegna, che da 3 anni a questa parte la regione ha inteso coordinare sotto un'unica regia, quella dell'Isola che danza. I riti sono l'evento che chiude la campagna istituzionale di promozione turistica dell'isola nei primi mesi dell'anno. Abbiamo immaginato un percorso simbolico in alcuni dei 45 paesi del Sakida Santa, partendo da Castelsardo e da Tergu, dove il lunedì dopo le palme si celebra l'Unisanti. L'originalità di abiti e usanze, la maestosità della lunga processione, ben 5 km di camminata, e i cori religiosi creano un profondo coinvolgimento di fedeli e turisti. Poi è Iglesias, dove le origini dei riti risalgono alla fine del Seicento, in piena dominazione spagnola. Le manifestazioni hanno inizio il martedì con la processione dei misteri, tra ali di folla, attraverso 7 simulacri che rappresentano la passione di Cristo. Altro momento molto sentito è quello del giovedì, dopo il tramonto con la processione della Dolorata, che prevede la benedizione del Lignum Crucis e la distribuzione di fiori e ulivo. Il nostro itinerario prosegue a Cuglieri con il successivo rituale del Siscravamentu, la cerimonia della deposizione di Cristo, della sua crocifissione e dell'innalzamento della croce, uno dei momenti più solenni del Venerdì Santo. Come in molti centri, le liturgie si celebrano con antichi cerimoniali di ascendenza medievale, mediati dalla tradizione spagnola. A queste usanze si sovrappongono tradizioni ancora più antiche, campidanesi, logudoresi e barbaricine. La domenica di Pasqua, infine, è il giorno del Sincontru, l'atto finale. Il rito rappresenta l'incontro tra Gesù risorto e la Madonna e si celebra con la suggestiva processione di 2 cortei che procedono uno verso l'altro fino al fatidico incontro.